Ore 13, buongiorno, ben ritrovati in diretta, scusate alcuni minuti di ritardo, approfittiamone subito però per ricordare allo 0422 1626 798 potete intervenire per fare domande, commentare, insomma quello di cui parleremo oggi insieme ai nostri ospiti, immigrati, verità e bugie, insomma tanti temi ovviamente legati a questo. Saluto e ringrazio subito Stefania Zazzeron, per cavalleria ovviamente Nicola Talmi, Stefania Zazzeron del patronato Inca, buongiorno, ben trovata. Buongiorno. E Nicola Talmi della CGIL. Buongiorno. Allora, non è legato a questo, però è chiaro che sono temi economici di cui si sta approfondendo già da questa mattina moltissimo. Vi faccio vedere la pagina del Corriere della Sera, Corriere.it di quest'oggi. Al momento, lo vedete, l'apertura è legata appunto al tema pensioni e redditi. Per quanto riguarda le pensioni il 70,8% è sotto i 1.000 euro, dati che riguardano il nostro Paese ovviamente, e sono preoccupanti, è stato sempre tema della campagna elettorale anche questo. Redditi IRPEF, invece c'è il conteggio, Trieste nel nord-est è la città più ricca, insomma, in base a queste classifiche annunciate oggi. Redditi IRPEF 2016 sotto i 15.000 euro, quasi un contribuente su due. Pensioni, quelle erogate nel 2018 sono 17,88 milioni, di queste 12,8 sono inferiori ai 1.000 euro, quindi sono 13 milioni di pensionati nel nostro Paese che sono sotto i 1.000 euro. Si arriva all'86,6% per le donne, quindi le donne hanno una pensione nettamente inferiore, peggiore, definiamola così, rispetto agli uomini. Questo ovviamente perché riguarda un tema di attualità dal quale partiamo. Ultima cosa che vi faccio vedere ancora una volta, la nostra pagina Facebook, quella di Antena 3 con più di 11.000 fan, insomma è seguitissima. Eccolo qua, abbiamo annunciato la trasmissione di oggi con la nostra foto e qui potete commentare come sempre per la diretta, quindi non solo intervenire telefonicamente allo 0422 1626 798 ma anche commentare attraverso i social. Partirei proprio da questi dati che riguardano le pensioni. Cosa mi dice? Beh, c'è da dire intanto che la media delle pensioni è molto bassa, la cosa è preoccupante, molto preoccupante, perché siamo in una situazione in cui la pensione si allontana come prospettiva, perché l'età pensionabile si è allungata molto per colpa della riforma Fornero, e in più vediamo che le pensioni sono anche pensioni che molto spesso sono ad una condizione, ad un livello che non permettono una vita dignitosa. C'è da verificare però anche che in alcuni casi uno percepisce magari anche più di una pensione, quindi andrebbe fatta la tara rispetto a questo dato. Però la preoccupazione è vera, noi adesso nelle assemblee, nelle fabbriche... Cioè nel caso delle donne quella... Beh, può essere che uno abbia una pensione di reversibilità, sì, cose di questo genere, ci sono pensioni di invalidità e quant'altro. Però che il dato sia quello è assolutamente vero. Noi quando facciamo le assemblee adesso stiamo predicando con i lavoratori, specie quelli più giovani, ad invitarli, specie quelli che ovviamente hanno un contratto di lavoro stabile, di mettere via qualcosa sulla previdenza integrativa, perché la previdenza integrativa in futuro sarà lo strumento sia che permetterà di avere pensioni un pochino più decenti, ma anche, e questo è molto importante, bisogna fare un po' di pubblicità su questo, visto che è una trasmissione di informazione, attraverso la RITA è possibile utilizzare la previdenza integrativa per anticipare l'età pensionabile, ovvero io a causa dobbiamo spiegare cos'è la RITA, perché non è nessuna amica nostra. No. È un po' come l'app sociale, diciamo, questo governo si è inventato dei nomi non molto fortunati, diciamo. La RITA è un anticipo pensionistico che è legato al fatto che il lavoratore abbia una sua previdenza integrativa e che possa utilizzare questa previdenza integrativa per, diciamo così, uscire dal lavoro prima della scadenza e utilizzare questa previdenza integrativa per agganciarsi all'età pensionabile, che è uno strumento intelligente rispetto a quest'altra che è stata proposta dal governo, che invece non ha avuto nessun successo tra le persone, che è l'anticipo volontario, quello secondo il quale l'ape volontaria, quella secondo la quale uno si sarebbe dovuto indebitare, cioè sarebbe dovuto prestare dei soldi dalle banche per andare in pensione prima, certo. Questa ovviamente allora, non l'ha fatta nessuno. Stefano Zazzeron, c'è una telefonata, la sentiamo subito così iniziamo ad ascoltare anche chi da casa vuole intervenire e commentare. 0422 1626 798, pronto, buongiorno. Buongiorno, io voglio provocare e provoco ulteriormente con questa mia domanda.
come mai i paesi del nord Europa, dove ci sono pochi abitanti, sono più ricchi, molto più ricchi di noi veneti? È da sempre che il Veneto è la Cenerentola del nord. Non diciamo stupidaggini, io l'ho sempre sentito da quando sono piccola che il Veneto è il sud del nord Italia, e chiedo come mai tutto questo, anche alla luce di un certo Fedriga che continua a ripeterci che ci servono le multinazionali, ci servono i soldi esteri, perché sono i soldi esteri che portano posti di lavoro. Vorrei invitare Fedriga ad andare in quel di Mella Belluno dove stanno ristrutturando i cinesi che hanno comprato, oppure vorrei mandare Fedriga all'Electrolux o all'Ikea, dove ogni tanto dettano le leggi gli svedesi delle multinazionali. Signora, è chiarissimo. Allora, la provocazione chiedo venia e vi chiedo anche qualche risposta. Grazie. Certo. Grazie signora, buongiorno, ha fatto benissimo. È entrata, diciamo, in maniera dirompente nella campagna elettorale del Friuli Venezia Giulia, che ci vede, ci segue sempre molto, quindi dove ovviamente il 29 aprile si vota per la guida della e mi pare che la regione. signora non gli piaccia Federico. No, sì. Attuale capogruppo, insomma, poi ci sono altri candidati, non fatemi entrare a par condicio, No, sono un magari guaio, via. Neanche noi. Allora, però pone un tema. Beh, intanto dire che il Veneto è il sud del nord è un po', insomma, voglio dire, azzardato. In realtà il Veneto è una regione che, volendo, è trainante rispetto a tutto il paese, e devo dire che io, dagli indicatori che ho rispetto all'andamento economico, c'è una ripresa in atto oggettivamente. È vero un po' rispetto alla questione che diceva la signora, che è una ripresa molto legata al commercio con l'estero, quindi lavorano molto le aziende che esportano, esatto, e quelle stanno lavorando bene. Riusciremo con questo a recuperare i posti che abbiamo perso in questi anni? Sarà un pochino lunga, ecco, e devo dire che il pantano politico che si prevede adesso per la creazione del governo potrebbe non aiutare, però ecco, io il segnale positivo di una ripresa economica in Veneto si vede assolutamente. Poi già, alcuni paesi del nord stanno molto bene, sono pochi, hanno molto petrolio, staremmo bene anche noi se fossimo in pochi, molto con molte welfare, risorse. no? Poi questa è la cosa che viene citata sempre quando guardiamo la però pagano Norvegia. anche tutti molto le tasse in quei paesi del nord, ecco, ricordiamoci. Bella frecciatina. Allora Stefania, entriamo nel tema di oggi, poi ovviamente siamo qui comunque a disposizione sempre anche di chi telefona, quindi dovevamo partire un po' dalla questione dei ricongiungimenti familiari, però è l'occasione anche ovviamente per sfatare molte bugie legate al tema dell'immigrazione, la cittadinanza, lo dicevamo prima di cominciare questa chiacchierata. Intanto molti, come abbiamo raccontato negli ultimi anni, stanno tornando a casa per via della crisi, adesso c'è un'inversione di tendenza, cosa succede? Sì, io vedo adesso. Faccio un esempio pratico. Io lavoro al patronato INCA che si occupa, tra le varie cose, anche di migrazione, perciò di tutte le pratiche di immigrazione. Noi facciamo dai rinnovi dei permessi di soggiorno alle pratiche di ricongiungimento, che è la procedura attraverso cui si richiede il ricongiungimento dei familiari che stanno nel paese di origine, e ci occupiamo anche di cittadinanze. Vediamo che le richieste di cittadinanza sono in forte aumento negli ultimi anni e molto spesso, mentre si raccoglie la documentazione, chiaramente si chiacchiera con le persone, e molto spesso ci raccontano che la cittadinanza serve per poter poi andare a trasferirsi in un altro paese della comunità europea. Molto spesso a me dicono Germania, perché se io ho la cittadinanza italiana mi assumono molto più facilmente rispetto a una cittadinanza extracomunitaria. In percentuale cosa vuol dire? Molto spesso vuol dire 5-10%, che direi, almeno secondo me, sì. Cioè una persona su 10 vorrebbe la cittadinanza per poi andare in un altro paese. O almeno cercare di, cercare un... Questo implica però che il 90% vorrebbe stare qui, no? Allo stesso 90% o anche ritornare nel proprio paese, però magari sì, dopo dipende dalla fascia d'età, dipende un attimino, la cosa varia. Però sì, non tutti richiedono la cittadinanza per poi rimanere in Italia. Molto spesso
La richiedono per esempio i familiari che hanno dei figli giovani e mi dicono: a me interessa più per i figli che per me, perché io spero di andare in pensione presto, magari me ne ritorno nel mio paese, oppure con il mio permesso soggiornanti di lungo periodo, che in ogni caso a tempo indeterminato, a me la situazione non è che cambi molto. Per i miei figli sicuramente, perché la cittadinanza italiana, una volta che sei laureato o per molte altre ragioni, effettivamente per chi non è nato in Italia ma è arrivato da giovane, la cittadinanza fa sicuramente una differenza. Allora vi faccio vedere poi questo messaggio, ma ovviamente riguarda altri temi che spesso vengono confusi, no? Italo, Alessandra, se potete aiutarmi, grazie anche Roberto Durigon, in regia. L'altro giorno una signora in Facebook, scrive Roberta Milanese sulla pagina della Tele 3, diceva che gli immigrati prendono 45 euro al giorno, quindi questo parliamo ovviamente di accoglienza, parliamo di altre cose, come si possono avere votanti responsabili, quindi persone che vanno a votare, finché queste sono le informazioni che girano. Allora, gli euro sono 35, non vanno in tasca al migrante, questo l'abbiamo detto 1000 volte, però insomma chiaramente... Tra l'altro non sono nemmeno più 35 perché gli ultimi bandi che sono stati fatti per le accoglienze sono intorno ai 31 euro. E poi comunque è effettivamente un fenomeno totalmente diverso. Registro anche che per quel cosa lì, e poi chiudiamo la parentesi perché sa che perfino gli immigrati regolari in Italia, quelli che lavorano, che vengono nei nostri uffici, non ne possono più, che si discute sempre dei richiedenti asilo, dei profughi e non degli immigrati che sono cittadini che pagano le tasse, che lavorano qui e che dicono ormai ci confondono, confondono le due cose. Quello che infatti abbiamo appena detto. Esatto. Poi la telefonata. Però per chiudere la parentesi, c'è stato un calo, per fortuna, delle presenze degli sbarchi, grazie a vari motivi, insomma, però col ritorno della bella stagione potrebbero anche ricominciare, e c'è un certo assorbimento. Il problema vero, grande come una casa, e noi lo diciamo sempre, è di quell'80% che non ottiene lo status di rifugiato e che quindi in qualche modo dovrebbe essere accompagnato al proprio paese, invece questo non avviene né in Italia né negli altri paesi europei, e questo è il problema, sono persone che rimangono senza titolo. Poi la domanda legata allo Ius Soli, ci arriviamo, intanto sentiamo chi c'è al telefono. Pronto? Sì, pronto, buongiorno, Nadia da Treviso. Nadia, buongiorno, prego. Vorrei chiedere alla signora dell'Inca, ma questi che li fanno la cittadinanza italiana, ma perché vengono qua in Italia e la facciamo qua in Italia, perché se dopo devono andare in un altro Stato? E dopo vorrei chiedere, è ancora in vigore la pensione ai genitori degli extracomunitari che dopo vanno al suo paesello? Tornano a casa, no? Certo. È chiaro, Nadia, grazie, buona giornata. Poi fatemi sapere, ragazzi, quando c'è la pubblicità. Stefania, rispondiamo alle due domande. Ok, allora la cittadinanza si acquisisce per naturalizzazione, ossia per residenza in Italia. Dopo 10 anni di regolare residenza in Italia c'è la possibilità per il cittadino extracomunitario di presentare domanda di cittadinanza, perciò il requisito essenziale sono 10 anni di residenza regolare e poi bisogna dimostrare di avere almeno negli ultimi 3 anni un reddito sufficiente per potersi mantenere. Cioè Nadia dice, perché allora non la chiedono direttamente in Germania? Ma perché c'è un percorso che è stato fatto qui? C'è un percorso, naturalizzazione vuol dire essere integrati, vuol dire c'è tutto un percorso, sì, esattamente, non ci sono dei test particolari, non ci sono, però c'è un approfondimento che viene fatto da parte del Ministero, delle prefetture sulla residenza, sugli anni di residenza. E la cittadinanza italiana, poi in ogni caso l'Italia fa sempre parte della comunità europea, perciò i cittadini comunitari poi possono soggiornare liberamente, diciamo così, ci sono dei vincoli che variano da paese a paese, a qualsiasi paese poi della comunità europea. Pensione dei parenti, dei nonni, dei genitori? No, non è così, nel senso che anche lì bisogna innanzitutto avere un particolare tipo di permesso di soggiorno, che è di soggiornanti di lungo periodo. In ogni caso devi essere almeno da 5 anni in Italia, c'è un test italiano, c'è tutto un percorso in ogni caso che viene fatto e corrisponde, si può dire, all'assegno sociale, che è la pensione che prenderebbero anche gli italiani che non hanno mai versato contributi, però anche lì dopo 10 anni di residenza, perciò non è che io parlavo prima del ricongiungimento familiare, perciò io posso chiedere il ricongiungimento, la normativa
prevede anche dei miei genitori. Non è che poi faccio il ricongiungimento dei miei genitori e il giorno dopo possono presentare domanda di pensione non certo, funziona. però se così. poi se ne vanno continuano a percepirla, questa è la domanda di Nadia. Non è possibile. No. No, infatti l'agenda metropolitana è perché che siano anche 200 euro al mese, no? Sono pochi, magari sono una cifra. Sono di più, sono 500. Sì, sì, come per gli italiani è uguale l'importo, assegno sociale. Esatto, e quando tornano nel loro paese quella cifra, che non è 200 già sarebbe buona, 500 addirittura ma non si può. è più che ottima magari per un paese in forte difficoltà. L'agenda metropolitana è che io chiamo qui il mio anziano genitore maroccano. Viene qui e prende la pensione e poi torna anche sul paese. Non è vero, primo perché non basta che venga qui, intanto perché venire qui devo pagare io perché lui possa venire qui, perché devo pagargli anche l'assistenza sanitaria e quant'altro. Io devo avere un reddito, lui deve venire qui, deve stare qui, deve dimostrare di non avere altri redditi nel suo paese e solo allora può chiedere l'assegno sociale, ma se rimane qui, non se torna al suo paese. Nel momento in cui se ne va, ecco, questo era per chiudere e chiarire. Perché sennò saremmo il paese del Bengodi, ecco. Abbiamo i nostri pensionati che se ne vanno per vivere meglio con la pensione che hanno e sono costretti ad andarsene. Allora, ci fermiamo un minuto, poi ripartiamo da qui, anche il tema Ius Soli proprio era legato appunto ai parenti. Ci rivediamo tra poco con questa domanda, vi aspettiamo. Allora, stavamo discutendo di un'altra pubblicità proprio della domanda che volevo fare ora. Intanto vi ricordo 0422162678 se volete intervenire in diretta, immigrati, verità e bugie. Il tema era questo, perché poi diventa sempre appannaggio dello scontro, del confronto politico con lo Ius Soli, se lo concediamo, se il nuovo Parlamento ne discuterà. Dubito, visti i numeri. Sì, adesso vedremo, non sappiamo neanche se avevamo il governo. Sì. Anzi, facciamo così, tra poco, telefonata. Pronto? Vediamo chi c'ha il telefono, diamo priorità a chi ci segue da casa. Pronto? Pronto, buongiorno, io mi chiamo Adriana. Prego Adriana, buongiorno. Non c'è equità, Sì. sulle cose, mi sente? Non la sentiamo più. Sì. Adriana, la prego un po' più forte, ci faccia la domanda. Ecco, no, faccio una domanda, non c'è equità nelle cose. Io sono una persona malata di Parkinson da 22 anni, non ricevo niente, soltanto la legge 104, che poi fra l'altro non possiamo usufruirla perché mio marito e mio figlio sono lavoratori autonomi. Dunque voglio dire, quando devo farmi un esame io molte volte vado a pagamento perché il mio medico di base non è che sempre ce la sente di farmi, perché essendo esente, avendo l'esenzione, bisogna risparmiare, ma risparmiano su chi? Sulle persone che ne hanno più bisogno, sugli italiani, voglio dire. Certo. Mi sono spiegata? Adriana è chiarissima, un forte abbraccio, grazie per questa domanda. Sì, grazie a voi. Non c'è equità, cioè si sente un po' abbandonata, questo è poi Allora devo dire il segnale d'allarme, no? siccome io ho mio papà che ha il morbo di Parkinson da 40 anni, si è ammalato quando aveva 50, no, sì, adesso ne compie 81, è 30 anni che ha il morbo di Parkinson. Lui è allettato, è invalido completamente, quindi è invalido al 100% e quindi anche l'accompagnatoria. La signora probabilmente, mi auguro per lei che abbia una situazione di minore gravità. Sull'esenzione degli esami di ticket, quello va sempre fatto valere, insomma una persona che ha una patologia grave come il Parkinson deve far valere la sua esenzione e non deve dover spendere per le spese sanitarie, perché su questo io quando c'è da criticare critico, quando c'è da dire le cose bisogna anche dire le cose, cioè voglio dire in realtà il nostro sistema sanitario e assistenziale per malattie, lo posso dire in prima persona appunto avendo un genitore malato di Parkinson, è molto avanzato, molto buona rispetto a tanti altri paesi e quindi la guerra tra poveri su queste cose serve poco, serve che le persone malate come la signora di una malattia importante, come la malattia di Parkinson, sempre più diffusa, come tutte le malattie neurodegenerative, hanno bisogno di una rete di assistenza importante, ecco questo senz'altro sì. Ad esempio ci sarebbe da domandarsi, ecco questa sia una domanda, perché da noi nel nostro paese siano tante badanti, che poi noi incrociamo nei nostri servizi,
perché forse ci sono meno servizi pubblici per ospitare queste persone. Sul territorio, esatto, certo. Esatto. Questo è quello che manca per davvero. È chiaro, sì, la struttura che poi accolga, segua. E a proposito di stranieri, noi lo diciamo dall'osservatorio. Immagino che intenda pubbliche, certo, no? pubblico, Non private. Pubblico almeno private con certo, prezzi ragionevoli, con le pensioni che conosciamo, uno come fa altrimenti. Però ecco, sempre per parlare di stranieri, io oserei immaginare cosa succedesse se da domani non ci fossero più queste donne straniere che fanno le badanti e assistono i nostri anziani. Il nostro paese sarebbe in ginocchio, perché va riconosciuto che vi è una componente importantissima di donne che accudiscono i nostri anziani, i nostri malati con molta passione. Allora 0422 1626 798, ve lo ricordo, per intervenire veniamo a quella domanda, cioè legato allo Ius Soli e al tema di attualità che abbiamo discusso ormai l'anno scorso, cioè prima dell'inizio del 2018 c'era quello dei parenti, cioè se concediamo lo Ius Soli cosa succede? Arrivano altri, cioè parenti di seconda generazione, come si, di secondo grado. Di secondo grado, ecco, esatto. Cosa vuol dire? Ci aiutate a capire questa cosa? Vuol dire che allora c'è la normativa, il decreto legislativo 286 che norma e regola il soggiorno di tutti i cittadini extracomunitari. Esiste poi un'altra normativa che è il decreto legislativo 30 che ha recepito le direttive comunitarie che regola invece i rapporti, il soggiorno dei parenti di cittadini italiani e comunitari. Quindi il ragionamento è semplice. Il ragionamento è semplice. Nel momento in cui il bambino è cittadino italiano, ragioniamo su una normativa diversa che non è più quella, la Bossi-Fini, ok? Ma quella che appunto regola i rapporti, l'entrata e il soggiorno dei cittadini extracomunitari parenti di cittadino italiano, che effettivamente ha molti meno vincoli rispetto al decreto legislativo 286, perché parlando di ricongiungimento, per esempio, prima, allora, io per chiedere il ricongiungimento dei miei genitori devo dimostrare cosa? Di avere un reddito sufficiente per tutto il nucleo familiare, perciò ci sono io, moglie e figli in questo paese, extracomunitario, lavoro, devo assolutamente lavorare. Voglio che papà e mamma vengano qui, devo mantenerli io, devo dimostrare di poterli mantenere. Assolutamente, perciò il reddito sufficiente per tutti, la casa, perciò devo proprio chiedere, si chiama idoneità alloggiativa, ci sono dei parametri. Se i genitori sono ultra 65 anni, devo dimostrare innanzitutto che non ci sono altri figli che li possono mantenere nel paese d'origine, ma devo anche pagare l'iscrizione all'ULSS, perciò la tessera sanitaria non mi viene rilasciata gratuitamente, ma devo, a seconda del mio reddito, pagare un contributo che al momento è del 7,5%. Tenendo conto una normale 7,5% sul mio CUD, sull'imponibile IRPEF, quindi annuale. Allora, e questo 7,5 è per ogni caspita, per ogni poco, papà e mamma generalmente viene dai 1.000 ai 1.500 euro all'anno. Però Stefania, questo è chiarissimo, poi abbiamo la telefonata. Ma è importante dirla questa cosa, la gente non sa, così capiamo la differenza. Allora, no? Io sono d'accordo con la signora che parlava di inequità, eccetera, eccetera. Siamo d'accordo che con 500 euro al mese è impossibile vivere anche, come vedevamo prima, con le pensioni di 1.000 euro. Ci sono però, però quello che poi tutte le dicerie, tutto quello che si dice, eccetera, eccetera, a volte bisognerebbe un po' approfondire ma solo Ius Soli è vero, però allora abbiamo capito, perché cambia nel momento in cui il bimbo diventa italiano, giusto? Facciamola semplice, cambia la normativa che gli sta attorno e quindi i parenti di secondo grado di cittadino italiano, sì, effettivamente, poi magari dipenderà un po' il tipo di permesso di soggiorno che avranno un permesso di soggiorno a tempo determinato rispetto a uno a tempo indeterminato, però sì, con un visto per turismo potrebbero... Sarebbe stato un utilizzo al limite del truffaldino dello Ius Soli, cioè stiamo attenti, però rischia di essere una delle applicazioni nel momento in cui stiamo attenti che lo Ius Soli non c'è in Italia, okay? Esatto. Se si fosse introdotto lo Ius Soli temperato come si era previsto,
era evidente che ci sarebbero anche posti dei limiti all'utilizzo truffaldino degli Soli, perché se lo Soli serve al fatto che il poi ad altri arrivi, che il ragazzino nato e cresciuto in Italia possa essere italiano, non può essere che questo diritto suo poi serva, diciamo, a utilizzare in modo truffaldino il nostro sistema di welfare, questo è ovvio. Molto chiaro. C'è la pubblicità, ci fermiamo ancora, tra poco altre telefonate da casa, vi aspettiamo. Ore 13, torniamo in diretta, allora allo 0422 1626 798 c'è già un'altra telefonata, la sentiamo subito. Pronto? Mi sa che non ha atteso. Fatemi sapere se la recuperiamo o ce ne sono altre. Una cosa che adesso sembra strano che noi ci occupiamo del ricongiungimento familiare degli stranieri, di queste cose qua, però guardate che se noi vogliamo contrastare per davvero, diciamo così, l'immigrazione clandestina, quella dei barconi, quella dei cosiddetti profughi, di quello che succede, in tutta Europa dobbiamo fare probabilmente una legge unica per poter migrare regolarmente in Europa, perché tutti questi flussi di barconi sono determinati dal fatto che non è possibile migrare regolarmente. E guardate che per alcuni lavori, non solo in Italia ma anche in tutta Europa, c'è ancora adesso bisogno di manodopera straniera, perché ci sono lavori che non fanno gli italiani per tanti motivi. Qual è il problema? Che in realtà se una persona dell'est europeo piuttosto che del Nord Africa volesse venire a lavorare in Europa, ogni Stato ha la sua normativa per l'immigrazione e in particolar modo noi abbiamo ancora la famosa legge Bossi-Fini, quella che prevede una cosa folle, cioè che un marocchino dovrebbe avere già un contratto di lavoro all'Electrolux prima di poter immigrare qui. Qual è mai l'imprenditore che si sceglie un lavoratore straniero? Ma vi rispondono che in altri paesi funziona così però. Allora, funziona dove le ambasciate, dove hanno connessioni. Perché se noi vogliamo finalmente avere un'immigrazione che è quella che ci serve un po' di più, perché tutto sommato se ti arrivano lavoratori che hanno già fatto la scuola, voglio dire che sono già cresciuti, che vengono qui, lavorano e pagano i contributi e le tasse, noi questa cosa qua non fosse altro perché noi facciamo pochi figli, noi italiani, di questa cosa ci sarà sempre bisogno, perché abbiamo, voglio dire, purtroppo anche per sostenere le persone che attualmente sono in pensione abbiamo bisogno di più gente che lavora. Noi facciamo pochi figli e quindi siccome qualcuno che lavora serve, questa cosa prima o poi servirà. Sentiamo la telefonata da casa. Pronto? Buongiorno. Sono Franco da Udine. Al signore della CGIL dico, no? Lui dice che se non ci fossero le badanti, sarebbero le nostre donne, come hanno fatto nell'antichità, a curare i nostri vecchi. Lascerebbero il posto negli uffici ai ragazzi giovani e quindi non lo so perché le donne, non so perché queste donne non fanno un conteggio, il conteggio della serva. Vanno a lavorare magari con una doppia macchina, vanno a lavorare, prendono 1.000 e 1.200 e devono pagare 1.500 per la badante. Ma dov'è l'intelligenza di una donna? Dov'è? E poi perché non lo fa? Ha ragione però. Ma le domando perché non lo fa l'uomo di stare a casa a fare il badante? Aspetti un momento. Al signor conduttore dicevo che non danno i soldi agli extracomunitari, li danno a chi li mantiene e quindi è come se li avessero dati a loro praticamente. Chi li mantiene deve dargli da mangiare, deve dargli da dormire, deve dargli tutti quello che le rispondono. I servizi. Mi perdoni, li danno a loro praticamente. Mi faccia capire, intanto mi può ripetere il suo nome? Ci ascolti anche lei, perché sennò qua se andiamo avanti con il comizio mi dice soltanto come si chiama? Franco, ecco, perché non avevamo capito all'inizio. No, noi abbiamo detto una cosa diversa, che, e questo lo ripetiamo da anni, è tema del dibattito, del confronto politico, l'abbiamo detto anche prima, cioè non sono 45 euro ma sono 35 quelli che vengono dati per i profughi ed è un'altra questione. Non vengono dati in mano, vengono dati alle cooperative sulle quali possiamo discutere, aprire un mondo di dibattito. Vengono dati a queste aziende in mano i 2,50 euro al massimo quotidiani ai migranti. Quei 32,50 vengono dati invece alle cooperative, che poi generano ricchezza o meno sul territorio, lo possiamo discutere, è ovvio, è vero anche questo, sì o no? Franco? Le cooperative gli danno da mangiare, gli danno da bere, gli danno tutti i comfort
è praticamente come certo, ma devono pagare qualcuno perché faccia questo servizio, Franco. Ci vuole per capirla. Comunque devono pagare qualcuno perché faccia questo servizio. Qualcuno di solito è un'azienda anche del territorio, no? Le pulizie, la cucina. Ma, ecco. sa cosa succede? Che le nostre donne vanno a pulire, vanno a fare i letti, vanno a fare le pulizie. Potrebbero loro praticamente nelle caserme che i nostri soldati hanno dormito nei casermoni, potrebbero loro farsi il letto da solo, farsi da mangiare, pulirsi le camerate, invece li facciamo fare le ferie qui, e sono in ferie praticamente, vanno in giro con le biciclette, con le ma dai, non siamo a rompere le scatole ai poveracci come noi qua, che tiriamo sera e andiamo a letto senza mangiare perché non riusciamo neanche a cavarsela. Dai, non cominciamo a discutere. Perché non si dà ai nostri vecchi che hanno lavorato una vita per mantenere questa Italia? Franco, non gli diamo 35 euro al giorno. Franco, è chiarissimo, la devo salutare adesso così diamo spazio anche ad altri. Grazie mille. Poi c'era la seconda questione che era legata più all'idea di società forse che aveva Franco, sulla quale però saremmo andati avanti ancora molto. Lui dice, insomma, se abbiamo le badanti, certo, ma se non ci fossero, lo sparissero all'improvviso, come diceva Nicola Talmi, metteremmo in difficoltà il nostro paese. Franco dice no, sarebbero le nostre donne invece a fare quel lavoro lì. Non necessariamente. C'è da dire che intanto non c'erano le donne, ma c'è anche gli uomini, perché uno dei problemi che abbiamo nel nostro paese è che abbiamo semmai un tasso di occupazione troppo basso delle donne. La competizione europea è anche questo, insomma noi abbiamo meno donne che lavorano e anche che sono pagate meno anche a parità di qualifica agli uomini. Questo è un dato di civiltà del nostro paese. Quindi a me non piace l'idea di dire che le donne devono stare a casa, possono stare a casa anche gli uomini, su questo è un'idea di società che non condivido. E poi tenete conto che l'assistenza di una persona anziana con patologie particolari è un'assistenza che non è proprio l'assistenza, voglio dire, normale, è un'assistenza che richiede anche delle professionalità. Mio padre ha una badante che ha un diploma di infermiera, perché non sono cose, ecco. Però oltre a questo, che guardate, su quell'altra questione dei profughi, e la chiudiamo per davvero, però in realtà è vero, sono un sacco di soldi spesi che l'Europa tra l'altro ci fornisce, perché sono fondi europei, lo sappiamo. Perché non è stato gestito il fenomeno? Questa è la verità. La verità è stata questa, che noi siamo stati come Italia la frontiera dell'Europa e siamo dovuti far carico noi della gestione di questa cosa. Quindi è un errore complessivo che c'è stato da parte dell'Unione Europea. Senza una vera azione e pianificazione da parte dell'Unione Europea. Allora, Stefano, ci fermiamo ancora per un minuto. L'ultima pubblicità, poi ancora telefonate e torniamo sulla questione dell'immigrazione. A tra poco. Ore 13, torniamo in diretta, gli immigrati, verità e bugie, abbiamo già una telefonata, la sentiamo subito allo 0422 1626 798, pronto? Buongiorno, sono Giusy. Buongiorno Giusy, ci dica tutto. Lei e i suoi ospiti. Buongiorno. Allora, queste badanti, non tutte, si dovrebbero fargli fare un corso, non vedere queste nefandezze che con telecamere te le fanno vedere. È difficile fare quelle mestiere, lo so, è difficilissimo. Certo, però signora, quelle cose là succedono tra l'altro negli istituti, cioè nelle case di riposo, non nelle private, tra l'altro. Ma ascoltami, non vedi mai in televisione che quando hanno messo delle telecamere, ma che le badanti le bastonavano, le picchiavano, li facevano di tutto, non hai mai visto? Io sì, l'ho viste ancora. Certo. Non so se tu non le hai mai viste. Sì. Insomma, mi sembra strano. E allora, devono fare dei corsi e devono essere preposte per fare questo lavoro, perché è difficilissimo, ci vuole molta pazienza, ma che alle volte ti fanno venire, però non devono tutte quelle che arrivano qui in pullman tutti i giorni dalla Polonia, qua e là, subito il giorno dopo vanno a fare le badanti. A loro interessano solo i soldi e non vogliono essere troppo trattate male, perché hanno le sue ore, perché è giusto, hanno diritto alla domenica è festa, ma insomma 2 ore al pomeriggio, al sabato magari anche non ci sono, e allora ma come facciamo? Devono fargli fare dei corsi, e se non se la sentono
di fare ma questo lavoro qua? Non devono neanche iniziare. Hai ragione. Non possiamo Grazie Giusy. anziani in mano a quelli là. Grazie mille Giusy, buona tutte. giornata. Buongiorno, buongiorno, è vero, anche le cose che citava, Sì, in effetti ha pienamente negli istituti, ragione. poi diciamo che ne sappiamo che non succedono anche negli appartamenti privati, poi noi ci Assolutamente. immaginiamo e speriamo che i parenti controllino maggiormente, no? Sì, sì, però è una professione che effettivamente devi essere convinta per poterla fare, come tante altre professioni. Quando sei a contatto con la gente devi avere la predisposizione e devi essere preparata. Su questo penso siamo tutti d'accordo che ci dovrebbero essere, non ci si può improvvisare badante assolutamente, perché Poi ci però sono su questione persone degli con orari, difficoltà. d'altronde come si può fare? È un contratto. È un contratto, È un normale contratto, quindi ha dei diritti, assolutamente, no? beh, Sì, assolutamente. infatti giorni di io consiglio riposo sempre di e- rivolgersi a delle agenzie specializzate, accreditate, sì. che ti garantiscono Sì. da questo punto di vista. Bisogna sempre fare le badanti in regola, perché Sì. se non hai le badanti in regola poi sono solo guai per te, Sì. perché noi purtroppo come sindacato qualche volta abbiamo la Sì. badante che vuole far causa all'anziano pensionato nostro iscritto. quindi abbiamo dei conflitti tremendi. Noi spieghiamo sempre fate tutte le cose in regola, il contratto c'è, il contratto prevede ovviamente delle mezze giornate di tempo libero per queste persone, anche se non impazziscono a stare 24 ore al giorno con un anziano malato. Però c'è la possibilità di le agenzie di darti anche il sostituto quando tu quando hai... Ecco, questo è esatto. importante, Durante il perché weekend, a volte sì. invece si è costretti addirittura ad avere due Sì. badanti a contratto. Oppure è anche giusto che i familiari, quando la badante... Certo, Sì. stiano con... sì, stiano, su questo esatto. è la base, è chiaro. Assolutamente. Altra telefonata, pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno, Buongiorno, Paolo da Padova. Paolo. Senta, prego. intanto sentivo la conversazione del signor Atalmi, ecco, io voglio far notare una certa differenza tra quello che rappresenta un peso sulla fiscalità generale e quello che è il peso, diciamo, sulla famiglia. La badante è un problema che riguarda la famiglia, che sacrifica una parte del proprio reddito per pagarsi la badante, mentre l'immigrazione fatta così come è fatta, i famosi 35 euro al giorno, fa capo alla fiscalità generale, che è un'altra cosa, non si possono mescolare le cose. Sì. Fiscalità generale significa, è vero che 35 euro al giorno danno lavoro alle cooperative, e le cooperative a loro volta a chi fa da mangiare, a chi vende la frutta, la verdura, il pasta, tutto quello che segue. Però c'è un fatto che se quei 35 euro, invece che investirli in quel modo, che per quanto produttivo possa essere, ma non lo è fino a un certo punto, quei soldi venissero investiti in attività maggiormente produttive, che ne so, facciamo bottoni, scarpe, figlie, lampadari, specchi, vetri, porte e poi le vendiamo e da vendita abbiamo un ricavo che ci permette poi un investimento. I soldi, se posso interloquire però, se posso interloquire solo, quei soldi lì sono fondi europei che sono vincolati a questo, noi non potremo utilizzarli per cose diverse, sono anche nostri ma sono fondi europei. No. Mi dispiace, no, perché su 7 miliardi, su 6 miliardi, permetta, a quel che ho letto io, poi lei mi dica se non è vero, su 6 miliardi che l'Italia spende, il rimborso dato dall'Europa tocca appena i 200 milioni. Quindi su 6 miliardi 200 milioni, quindi dire che sono fondi europei è sbagliato fondamentalmente, la stragrande maggioranza dei soldi sono italiani, senza contare che anche i fondi europei a cui si fa riferimento, noi pesiamo per il 25% dei fondi che vengono dati all'Europa, l'Italia pesa per un 25%, è il rapporto alla popolazione, quindi quanto versa l'Italia all'Europa è significativo che una quota di quei 200 milioni sono ancora nostri, quindi a fronte di 6 miliardi che spendiamo, di fatto direttamente l'Italia ne spende 5-8 e di quei 200 che ci vengono dati dall'Europa una quota anche quella è nostra, quindi non so, io capisco che la solidarietà possa avere un significato, perché non si può essere insensibili alle problematiche che si notano, che si vedono tutti i giorni. Certo, Paolo, grazie, la salutiamo così poi riusciamo magari a dare spazio ad altre telefonate. Grazie, buongiorno. Chiudere? L'obiezione del signore è assolutamente fondata. Io non sono d'accordo su quelle cifre, in realtà i fondi europei coprono molto di più. È solo che non sono stati ancora versati all'Italia, che è quello diverso. il L'articolo che ha letto il signore diceva anche che
sono fondi che avrebbero dovuto restituirci perché, certo. okay, e che non sono ancora stati restituiti, ma è pagati dalla Comunità Europea, però certo, adesso certo. non è il 100%, però molto oltre le cifre che, certo. di cui il signore ha Siamo a parlato. credito nel confronto dell'Europa da tanti punti di vista, su questo il signore ha ragione. Sì, ha ragione, Sì. assolutamente. Dovevamo aggiungere qualcos'altro, Sì. poi perché mancano anche pochi minuti, sul percorso, no, che ogni immigrato, ogni extracomunitario deve fare per ottenere tutta una serie di documentazione, compreso il permesso di soggiorno, cioè Quindi parlando dei lavoratori stranieri. che sono qui, non stiamo parlando di migranti o di profughi, Sì, tutt'altro. No, regolarmente Abbiamo cercato di scindere ogni volta, però è sì, complicato, lo vero che chi ci non segue da casa. conoscendo la normativa poi sembra tutta una cosa invece molto diversa. Sì, è anche vero Stefania che poi è la cosa che stimola di più l'opinione di chi ci segue da casa, quindi esattamente, il soprattutto se non collegamento. conosci la normativa, Nicola ci ricordava che le aziende molto spesso poi si lamentano della burocrazia in generale, ma anche per quanto riguarda i permessi di soggiorno, perché è un po' una trafila. Il permesso di soggiorno, quello diciamo temporaneo, che va rinnovato annualmente o ogni 2 anni, va appunto rinnovato, che vuol dire bisogna preparare un kit, andare in posta ad inviarlo, la persona deve essere lì personalmente, deve andare poi a fare il fotosegnalamento in questura, la persona deve essere lì personalmente, ritornare un'altra volta per il successivo fotosegnalamento e la consegna del nuovo permesso di soggiorno. Perciò sono sempre ferie e permessi che i cittadini extracomunitari devono richiedere alle aziende, a parte il costo di per sé, che almeno 100 euro per ogni rinnovo c'è, e anche appunto diventa anche una problematica poi per chi lavora, perché dover chiedere continui permessi, però questa è... Però posso dire una cosa rispetto anche a questa questione della dicotomia tra profughi, diciamo così, richiedenti asilo e lavoratori stranieri. Spesso si dice che in Veneto ci sia razzismo. Sono 500.000 lavoratori immigrati, no? E io su questo non sono assolutamente d'accordo, perché guardate che la storia della nostra terra è questa: gli stranieri che sono nati qui negli anni e che lavorano, che sono regolarmente inseriti, che lavorano nelle nostre aziende, in realtà non percepiscono un clima di razzismo nei loro confronti. Il Veneto medio ha lo straniero che è qui, che lavora, pensate solo alle aziende che ci sono di kosovari nel campo dell'edilizia, di albanesi, di rumeni e quant'altro, ma anche nelle nostre fabbriche dove ci sono un sacco di senegalesi, di marocchini che lavorano. In realtà non è vero che c'è questo clima di razzismo. La gente ha paura e sente la pressione rispetto al flusso migratorio e ai profughi che vengono visti dentro queste grandi caserme a non fare nulla per lunghi periodi per vedere se sono profughi o non sono profughi, ma in realtà i lavoratori che sono qui nei nostri territori e che lavorano sono persone che si sono sempre integrati molto bene e che in realtà della società veneta fanno parte. Questo lo dice spesso anche il Presidente Zaia, su questo ha assolutamente ragione. In realtà sono veneti di provenienze diverse, basta che guardate le scuole nostre, dove abbiamo alle medie, alle superiori, ormai nelle classi ci sono un sacco di ragazzi di colori diversi che parlano in dialetto veneto ormai, no? Che sono integratissimi. No, ieri raccontavano, dopo i casi ovviamente, gli ultimi 2 di Foggia e Torino, che hanno fatto scalpore per affiliati ISIS, che sul nostro territorio, raccontavano sempre a Torino invece di questa storia meravigliosa del ragazzo che vendeva gli accendini sotto i portici e che si è laureato in ingegneria. Certo. Molto forte d'effetto nelle scorse ore. E devo dire che un altro sentore che abbiamo noi, che intanto tra gli affiliati ISIS, la cosa paradossale è che ci sono degli italiani convertiti, questa è la cosa particolarmente folle. E devo dire che le comunità degli stranieri regolarmente presenti qui collaborano molto con l'individuazione dei possibili focolai di terrorismo islamico e quant'altro, e li vengono segnalati. Non per niente gli arresti, abbiamo visto anche in questi giorni, ci fanno capire che c'è una forte attenzione del nostro intelligence proprio in relazione con le comunità e con le moschee, perché tenete conto che i fondamentalisti islamici, i terroristi, di solito seguono internet più che le moschee, quindi sono un mondo a parte. Però ad esempio le comunità musulmane islamiche del nostro territorio, le associazioni sono aggregazione e collaborano molto con le forze dell'ordine per segnalare. E poi è aggregazione, quindi non dispersione dell'uno, che è un rischio, perché poi l'abbiamo visto anche i kosovari a Venezia, seguivano in internet i corsi che facevano. Allora abbiamo concluso, grazie a Stefania Zazzeron, grazie a Nicola Talmi, a voi per averci seguito. Ovviamente ricordatevi la programmazione di oggi come sempre, a partire dalle 18:30 i telegiornali Veneto, Venezia e Treviso, poi c'è 20:10 e ancora la nostra informazione e la prima serata. Grazie per averci seguito, buona giornata.